Ancora in studio c'è una notizia che arriva da Gela, in provincia di Caltanissetta, dove ci sono stati 2 furti e altrettanti danneggiamenti nell'arco di appena 4 giorni nella sede della Croce Rossa. A inizio settimana c'era stato un primo colpo messo a segno nella struttura di via Madonna del Rosario con danni notevoli. Ieri notte un altro raid dei ladri scoperto questa mattina dagli operatori che proprio ieri per l'intera giornata sono stati impegnati nel servizio ai fedeli durante i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. È stata presentata una denuncia, gli agenti della Polizia del Commissariato hanno avviato delle indagini. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi Barzelletta e poi in prima serata Toti e Totino, la serie. Un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tutto pronto a Lampedusa per accogliere Leone XIV. Il Papa arriverà stamattina sull'isola in visita pastorale per lanciare un messaggio forte su accoglienza, dignità umana e salvataggio delle vite in mare. Strage di Altavilla, condannati all'ergastolo Antonio Barreca e la coppia di Santoni, Massimo Canandente e Sabrina Fina. A Catania è arrestato un trentenne che voleva strangolare la compagna e il padre. Lo scorso aprile aveva accoltellato la moglie in strada nel quartiere Picanello. E sempre a Catania, colpi di pistola contro una macelleria, 6 fori nella saracinesca di un'attività gestita da una famiglia. Lunedì nel capoluogo etneo arriverà la commissione regionale antimafia. Il golfo di Catania scelto dai delfini come habitat naturale. Assieme all'associazione Mare Camp che si occupa di censirli siamo andati in mare per cercare di avvistarli. Calcio, dopo Barra a Catania arriverà anche Emilio Longo che firmerà con la società rossazzurra per l'ex Crotone, contratto biennale con l'opzione per il 3° anno. Ancora buongiorno, allora lo avete sentito dai titoli, oggi è il giorno di Papa Francesco in visita a Lampedusa, tutto pronto nell'isola delle Pelagie per accogliere il pontefice, un messaggio forte in tema di accoglienza e in tema di emigrazione. Sull'isola di Lampedusa c'è per noi la nostra inviata Adelaide Barbagallo che saluto e a cui do il buongiorno. A te Adelaide. Grazie Luca, sì, siamo al campo sportivo di Lampedusa, qui è stato allestito l'altare, alle 10:30 è prevista la messa celebrata da Papa Leone XIV, sarà una visita lampo, quella del pontefice sull'isola che avviene 13 anni dopo quella di Papa Francesco, grande attenzione da parte della Chiesa a questo lembo di terra. È stato allestito, come vi dicevo, l'altare ricco di simboli, vediamo una linea rossa nel lambone, segno del sangue versato, il sacrificio di Cristo, ma anche di tanti migranti che perdono la vita in mare. L'arrivo del pontefice è previsto alle 9 in aeroporto, poi poche ma significative le sue tappe, primo appuntamento al cimitero dove sono sepolti tantissimi migranti, alcuni dei quali purtroppo non hanno neanche un nome, ci sono delle croci a indicare la loro sepoltura. Poi il Papa farà un breve passaggio alla Porta d'Europa, quindi al molo Favarolo, dove incontrerà alcune famiglie di migranti e benedirà una targa, perché quel molo, punto d'attracco dei migranti, sarà intitolato a Papa Francesco. Quindi poi l'arrivo qui al campo sportivo dove inizierà la celebrazione eucaristica, tantissime le autorità presenti, ma a dare il benvenuto al pontefice sarà il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che abbiamo sentito.
Probabilmente questo, insomma, la visita di un altro pontefice conferma un po' quello che è il ruolo di quest'isola, il forte valore simbolico che ha sia per la Chiesa che per il mondo intero. La comunità farà quello che ha sempre fatto, mostrare quel volto autentico che ci porta, come dire, che ci segue da tantissimi anni, che è quello della solidarietà e della speranza. Lo facciamo spontaneamente, l'isola per fortuna non è più, come dire, in emergenza, perché c'è stato un grande lavoro di sinergia con il governo nazionale, con il governo regionale, ma continua a rimanere una terra di umanità, una terra di frontiera. Lei dice è stata ed è continua ad essere una zattera. E naturalmente sì, ci troviamo al centro del Mediterraneo, è un fazzoletto di terra che si trova al centro del Mediterraneo, ha questo ruolo involontario di zattera, per cui naturalmente fino a quando ci saranno delle persone che ci chiederanno aiuto non possiamo voltarci dall'altra parte. Ecco, vedete in questo momento inquadrata la Madonna di Porto Salvo, è la Madre di Dio che dà il benvenuto a Papa Leone. Sull'altare ci sarà anche il crocifisso ligneo che arriva dalla cattedrale di Agrigento, segno di vicinanza e di collegamento tra la cattedrale di Agrigento. Ricordiamo che è la diocesi di Agrigento che sta organizzando tutta la visita del Papa assieme ovviamente ad altre autorità. Pian piano il campo sportivo si sta riempendo, sono tantissime le persone che affluiranno qui, sono attese dalle 8 alle 10.000 persone. Alle 10:30 la messa, l'inizio della messa è previsto così, e poi subito dopo il Papa saluterà alcune autorità civili e militari e quindi il suo decollo tornerà in Vaticano. Imponente la macchina organizzativa, come vi dicevo, la Regione ha stanziato 3,4 milioni proprio per quest'isola, per sistemare strade, fare delle opere che potessero essere utili non solo all'isola ma anche per accogliere nel miglior dei modi Papa Leone. Abbiamo sentito il Presidente della Regione, Renato Schifani, può partire il servizio. Abbiamo dimostrato sin dalle prime battute del nostro governo di essere leali nei principi dell'accoglienza e della solidarietà. Tanta gente è morta nella speranza di trovare una vita migliore, e chi muore nella speranza di trovare una vita migliore merita rispetto, merita fratellanza. E credo che il segnale del Santo Padre è un segnale forte che sicuramente i siciliani recepiranno in tutta la sua profondità. Ripeto, siamo onorati di questa giornata, la vivremo intensamente e sono certo che lascerà un segno. E vi ricordo che a partire dalle 10 su Antena Sicilia ci sarà uno speciale dedicato proprio alla visita del Papa in Sicilia, in attesa appunto delle funzioni eucaristiche, insomma, che si celebreranno, come ci ha detto la nostra Adelaide Barbagallo, a partire dalle 10:30 sull'isola di Lampedusa, uno speciale condotto dal direttore Michele Cucuzza. Adesso cambiamo argomento, parliamo della strage di Altavilla. È arrivata la sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Barreca e la coppia di Santoni, Massimo Carandente e Sabrina Fina, colpevoli di aver ucciso durante una seduta spiritica, insomma, anche i figli della coppia e la moglie di Barreca. Il servizio di Manlio Viola. Sono stati 2 anni difficili, sono rimasta in piedi attendendo oggi, il giorno della giustizia. È il commento di Rosalia Licata, la mamma di Antonella Salamone e la nonna di Kevin ed Emanuele, le 3 vittime della strage di Altavilla. Nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Palermo l'atmosfera è quasi surreale quando sta per arrivare alla mezzanotte e viene finalmente pronunciata la sentenza. Ergastolo per Giovanni Barreca, marito e padre delle 3 vittime seviziate fino alla morte per scacciare il demonio, e per i 2 Santoni, Sabrina Fina e
e Massimo Carandente. La seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo ha considerato Barreca in grado di comprendere la gravità delle sue azioni, nonostante lui continui a mostrarsi pazzo e sicuro di aver fatto la cosa giusta. Fra l'8 e l'11 febbraio del 2024 avrebbe insieme a Fina e Carandente, con l'aiuto anche della figlia maggiorenne Miriam, seviziato e ucciso prima la moglie Antonella Salamone, poi il figlio Kevin di 16 anni e alla fine il minore Emanuele di soli 5 anni. La Corte ha stabilito anche un risarcimento di 1 milione di euro per i familiari immediatamente esecutivo. Resta libera, ma è in cura invece Miriam, la figlia maggiore, giudicata dal Tribunale dei minori perché all'epoca dei fatti, nel 2024, aveva 17 anni quando la strage fu compiuta. Condannata a 12 anni in primo grado, a marzo scorso Miriam è stata invece assolta in appello perché giudicata temporaneamente non in grado di intendere e di volere. La perizia che ha portato a questa sentenza è stata però segretata dal Tribunale dei minori e dunque non se ne conoscono i dettagli. Adesso a Catania, tentato femminicidio, l'inquietante retroscena familiare. È stato arrestato un trentenne che voleva strangolare la compagna. Il padre dell'uomo è già in carcere per aver cercato anche lui di uccidere la ex moglie a Picanello. Il servizio di Tonino De Mano. Ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta l'ex moglie ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne ha invece tentato di uccidere la compagna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi delle violenze, allertando le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia, la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di violenza. La vittima dell'aggressione ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, ma nel febbraio scorso la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un episodio di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. Ancora a Catania, le strappa i vestiti e cerca di violentarla in ascensore. L'aggressore è un ventenne che è stato arrestato dalla polizia. È stata ferita anche un'altra donna. Alta tensione nella zona di Corso Sicilia, Piazza della Repubblica. Questa è la zona dove si sono verificati questi fatti. Il servizio di Eva Spampinato. Le due donne stavano rientrando a casa quando sono state aggredite da un giovane straniero mentre entravano nell'ascensore del loro palazzo. Il ragazzo avrebbe prima scaraventato violentemente a terra la più grande, quindi bloccato l'altra, e dopo aver trascinato la 57enne fuori dall'ascensore avrebbe strappato alla giovane i vestiti con l'intento di abusare di lei. La 39enne a quel punto avrebbe afferrato un monitor per computer e avrebbe colpito il ragazzo alla testa, riuscendo così a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, l'aggressore fugge, un altro ragazzo che era in strada lo vede, inizia a rincorrerlo, contatta nel frattempo il 112 e dà indicazioni in tempo reale sulla sua fuga. La pattuglia dei carabinieri arriva per tempo e ferma l'aggressore in piazza Turiferro, la stessa piazza dove nei mesi scorsi si sono verificati accoltellamenti e dove i vandali hanno messo KO il nuovo sistema di nebulizzatori da poco inaugurato. Il ventenne straniero è stato dunque arrestato. Far West ancora a Catania, malviventi sparano contro la saracinesca di una macelleria nel quartiere Cibali. 6 bossoli sono stati rinvenuti dalla polizia che ha controllato i luoghi della sparatoria. Non si esclude l'ipotesi del racket e intanto lunedì si riunirà a Catania la Commissione regionale antimafia e servizio. Potrebbe esserci l'ombra del racket dietro la sparatoria ai danni di una macelleria equina in via Stazzone nel quartiere catanese di Cibali. Almeno 6 le pistolettate esplose in piena notte contro la saracinesca dell'attività commerciale gestita a conduzione familiare. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malvivente con il volto travisato che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un'altra persona. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati gli agenti delle volanti per il primo intervento e la scientifica che dopo un sopralluogo
ha trovato 6 bossoli di pistole strada in corrispondenza della saracinesca. Sulla vicenda indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura di Catania, che si muove in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna ipotesi investigativa e valutando anche se ci siano collegamenti con altre sparatorie avvenute nell'ultimo periodo in città. Una spirale di violenza e contestualmente un incubo in cui sembra piombato il capoluogo etneo. Non a caso lunedì a Catania è previsto un vertice della Commissione regionale antimafia. Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nico Pandetta, il cantante trapper neomelodico coinvolto nell'inchiesta Abisso su un traffico di droga tra il clan catanese Cappello Bonaccorsi e la cosca siracusana di Santa Panagia. Secondo l'ipotesi d'accusa, Pandetta avrebbe fatto da intermediario tra i due gruppi criminali durante la detenzione. Tra 45 giorni i giudici depositeranno le motivazioni della decisione. Torniamo a parlare della discarica abusiva tra Cantina Sociale e Sette Farine, 2 quartieri di Gela. Dopo il nostro servizio il Comune ha annunciato una serie di interventi, tra cui appunto la bonifica dell'aria. Il servizio di GR Italia. Dopo il nostro servizio con la denuncia dei residenti e il sopralluogo effettuato questa mattina, il Comune prova a voltare pagina sulla discarica abusiva tra Cantina Sociale e Sette Farine. L'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, insieme ai tecnici comunali, agli operatori di impianti SRR, ai consiglieri comunali Lorena Labiso e Giovanni Giudice e ai rappresentanti del comitato Ore 8, ha verificato lo stato dei luoghi, segnati da anni di abbandono di rifiuti e dai roghi notturni che preoccupano i residenti per i fumi sprigionati a pochi metri dalle abitazioni. E proprio mentre ci troviamo qui, durante il sopralluogo, l'ennesimo rogo, vedete alle mie spalle si è alzata una alta colonna di fumo nero ed è l'ennesimo rogo di rifiuti nella zona. Il primo intervento sarà la bonifica dell'area con la rimozione dei rifiuti e dei cumuli dati alle fiamme. Contestualmente il Comune punta a rafforzare i controlli con nuove fototrappole e attivare l'illuminazione pubblica. Con questo intervento potremmo veramente risolvere un problema che ha un doppio scopo: viabilità e controllo della stessa zona. L'obiettivo è anche quello di trasformare la strada sterrata in una vera via di collegamento, mettendo fine all'isolamento che negli anni ha favorito gli scarichi abusivi. Il comitato intanto continuerà a vigilare sull'area. Io non riesco a capire perché la gente deve rischiare la denuncia penale e buttarla qua, quando potrebbe benissimo portarla all'SRR e convenire tutto tranquillamente rispettando l'ambiente. I consiglieri comunali Alabiso e Giudice presenteranno una mozione per sostenere gli interventi annunciati. Per i residenti adesso la priorità è una sola: trasformare gli impegni presi durante il sopralluogo in risultati concreti. Adesso cambiamo argomento, ci coloriamo di rosso Ferrari, quella del campionato del mondo di Formula 1. La vettura è in mostra al Teatro Politeama di Palermo, un appuntamento che richiama tanti fan e appassionati. Il servizio di Marco Gullà. Una rossa davanti il Politeama Palermo. Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, prosegue nel capoluogo siciliano il tour della SF24, la monoposto della Ferrari che ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Fino a domenica cittadini e appassionati avranno l'opportunità di vedere da vicino la rossa per ammirarne la sua bellezza e scattare una fotoricordo. Ci sono tantissime persone, quindi siamo veramente molto contenti. Questa è l'ultima tappa del tour estivo che poi porterà l'auto a Monza per il GP. Arriviamo, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto Napoli, adesso siamo qui e l'accoglienza che abbiamo ricevuto da Palermo è stata veramente pazzesca. E se in questi ultimi anni la Ferrari non ha fatto gioire molto i suoi tifosi, vedere la rossa da vicino è sempre una grande emozione, una passione che non ha età. Io faccio anche le nottate, le mattinate. Gioia e dolori sono, la Ferrari per me è gioia e dolori, ma mai nessuno mi separerà da questo amore. Sì, tantissimo, anche perché mio marito è patito di Leclerc, della Ferrari. Lascia il suo segno, il rosso Ferrari è un mito, è un'icona, emozioni, basta così. E adesso altre emozioni che arrivano dal Golfo di Catania, pieno di delfini che lo hanno scelto come habitat naturale. L'associazione Mare Camp, che da tempo si occupa di censirli, ci ha portato in giro per vedere, insomma, in mare, a cercare di avvistare appunto i delfini. Vediamo com'è andata con Lorena Dolci.
Saliamo sulla Tommy, una barca a vela sequestrata agli scafisti, adesso di proprietà di Mare Camp, un'associazione di volontariato certificata nel monitoraggio dei cetacei. Si mollano gli ormeggi e lasciamo il porto di Catania alla ricerca di delfini. Quasi ogni giorno li vediamo, però il golfo è grande. Questo golfo rappresenta l'habitat giusto per tursiopi e stenelle, le due specie di delfini che qui si stanno moltiplicando, creando anche problemi ai pescatori. Dei tursiopi fotografiamo la pinna che è come una firma, ogni pinna è diversa. Spesso riusciamo a fotografarli con la testa di fuori che ci guardano. Qui sono interessati a noi e quindi sono venuti loro sotto il gommone, continuano a seguire il gommone. Le berte e i gabbiani volano a pelo d'acqua, il mare ribolle per la presenza di tonnacchioli affamati, ma dei nostri amici delfini nessuna traccia. Loro sono mammiferi, quindi sono anche un indicatore dell'ecosistema, se va bene, se non va bene, quindi perché seguono il cibo tendenzialmente. Questa è l'app che utilizziamo per segnalare, diciamo, tutti i punti d'avvistamento, che poi vengono riportati sul database e ci permettono di analizzare poi a fine stagione tutti i dati. Per localizzare eventuali presenze caliamo l'idroforo, un microfono subacqueo. Praticamente riusciamo ad ascoltare i suoni del mare. Noi lo utilizziamo per registrare appunto i suoni dei cetacei. Quando ormai abbiamo perso le speranze, ecco che i delfini dispettosi finalmente appaiono. Eccolo, lo vediamo. Che specie è? Un tursiope. Spesso loro utilizzano le onde come trampolini di lancio per immersioni veloci, quindi saltano fuori per potersi immergere velocemente, ma anche per semplicemente giocare, fare un po' di surf. Davvero immagini molto belle. Il comune di Militello in Val di Catania ha conferito la cittadinanza onoraria a Michelle Hunziker. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Giovanni Burtone durante la presenza della conduttrice in Sicilia per le nozze della figlia Aurora Ramazzotti. Il legame tra la Hunziker e il borgo risale all'adolescenza, quando conobbe Militello grazie al suo primo fidanzato, figlio di emigrati del paese, e poi venne ricordato pubblicamente anche a Sanremo con Pippo Baudo. Adesso noi ci fermiamo per una breve pausa e ritorneremo subito dopo per parlare di calcio e del nuovo allenatore del Catania. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale di questa mattina. Parliamo di calcio perché dopo il DS Fortunato Varrà il Catania ha ufficializzato anche l'accordo con l'allenatore Emilio Longo. L'ex Crotone ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Ci dice tutto Sergio Colosi. Adesso è ufficiale, Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania. Giunto in città ha incontrato la dirigenza per definire gli ultimi dettagli di un contratto che lo lega al club rossazzurro per i prossimi 2 anni, con opzione del terzo a favore del Catania. Nel comunicato gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. In sede, oltre che con il vicepresidente Grella, si è confrontato con il nuovo DS Varrà. Con quest'ultimo sono state gettate le basi per la prossima campagna acquisti, pianificando l'ormai imminente ritiro che si svolgerà in 2 fasi, la prima in sede al Massimino, la seconda a Norcia in Umbria, dove la squadra disputerà alcuni amichevoli prima di preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 9 agosto. Il primo a lasciare Catania con destinazione Virtus Entella è stato l'attaccante forte. Motivati e con un forte senso di appartenenza è il profilo di calciatori che il club etneo cerca sul mercato. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato a Biancavilla, svincolato e la scorsa stagione a Renate. Da valutare nella prima fase del ritiro l'ala destra Alessio De Angelis. Il vice Dini potrebbe essere la giovane promessa Cristian De Falco. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gori e Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzo Pinna e con il Crotone per Vinicius, Musso, Zunno e Di Pasquale.
Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione di TG Sicilia. Vi ricordo che, così come abbiamo detto in apertura di questo telegiornale, oggi è il giorno di Papa Francesco in Sicilia. Continueremo ovviamente a seguire la visita pastorale anche durante le finestre della nostra informazione, subito dopo con la rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi, più tardi alle 13.30 nella nuova edizione del nostro TG Sicilia e durante la mattinata a partire dalle 10 con uno speciale su Telecolor dedicato appunto alla visita di Papa Leone XIV in Sicilia e a Lampedusa. Per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.